Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Oggi per il Veneto, ma non solo per il Veneto, perché è anche il Friuli e tutta l'Italia a ricordare questo giorno che deve essere proprio scolpito nella memoria. Oggi 9 ottobre, il 9 ottobre del 63 alle 22:39 una frana si staccava dal monte Toc piombando nel bacino artificiale del Vajont, causando poi un'onda che superò la diga e uccise 2000 persone fra Longarone, i paesi della Valle del Piave, ma anche nelle borgate nei paesi di Erto e Casso. Una giornata che torna ogni anno, si parla spesso di memoria. Questa è la vera memoria che va coltivata, che va mantenuta in vita. Per fortuna ci sono tante iniziative, ci sono tante proposte, ci sono tante persone che salgono ancora alla diga del Vajont, a Longarone, nei paesi di Erto e Casso, per vedere che cosa resta, per parlare con chi c'era allora, per visitare, comprendere, cercare di farsi un'idea di quel che è successo. Questa sera alle 21:15, dopo la nostra informazione, qui su Rete Veneta andrà in onda un documentario nostro, proprio della nostra emittente, per ricapire, portare, approfondire ciò che è successo. È difficilissimo, lo sappiamo, perché i temi sono tantissimi, di una complessità davvero spaventosa, però ci proviamo e una parola in più, un'immagine in più possono senz'altro approfondire un tema come questo. Fra poco noi saremo anche collegati con la zona di Longarone, dove sono in corso proprio in questo momento le celebrazioni del 58° anniversario del disastro del Vajont. Dovremmo riuscire ad avere anche una persona che insomma sta partecipando attivamente alle cerimonie, alla memoria, quindi vedremo di farvi capire qualcosa di quel che accade lassù, anche per noi, perché ogni anno si può sempre aggiungere un tassello a questo affresco così importante per il nostro paese. Allora, possiamo anche avere fra poco il nostro contatto ormai settimanale con Nicola Sparonato della pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. A questo punto, lo dico anche per la regia, invertiamo un po' quelle che sono i contatti del giorno per capire che tempo ha fatto finora. Siamo stati colpiti in pieno come Veneto da una perturbazione che ha fatto veramente tantissimi danni, soprattutto nel Padovano, sul litorale, in provincia di Rovigo. Molte zone stanno ancora facendo i conti con il disastro causato dal maltempo. Allora, intanto diciamo al nostro amico Nicola Sparonato, la pagina Meteo Bassana Pedemontana del Grappa, che può intervenire anche subito per parlare con noi. Finché arrivano i nostri contatti telefonici, noi cominciamo a vedere un po' la cronaca delle scorse ore. Andiamo per esempio a Venezia, dove ci sono stati 2 arresti per una rapina. Sono stati portati in carcere i 2 responsabili della rapina commessa lo scorso marzo a danno di 3 turisti nelle vicinanze del Teatro La Fenice. Le vittime, ventenni, uno spagnolo e 2 italiane, stavano trascorrendo una breve vacanza a Venezia e quella sera verso le 22:30 passeggiavano quando sono stati assaliti. Un vero e proprio agguato. La polizia, osservando le immagini delle telecamere, infatti ha ricostruito i movimenti dei rapinatori, notando che poco prima avevano superato il trio appostandosi dietro un angolo e appena i 3 hanno svoltato, lo spagnolo è stato colpito da un pugno. Poi si sono ritrovati i coltelli puntati per farsi consegnare la borsetta da una delle 2 ragazze, con soldi, carte di credito ed effetti personali all'interno, e sono fuggiti separandosi e facendo perdere le loro tracce. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e grazie all'aiuto delle immagini sono risaliti ai 2, già noti alle forze dell'ordine e riconosciuti anche dalle vittime. Si tratta di veneziani trentenni con precedenti per reati simili.
Adesso restiamo sempre nell'ambito della cronaca, ma andiamo a vedere quelle che sono le ultime notizie ufficiali sul rapimento del bambino. Lo ricordiamo, avvenuto a Padova qualche giorno fa, poi ci sono state le ricerche. Alla fine il bambino è stato ritrovato con il papà e abbiamo parlato con le forze dell'ordine per capire che cos'è successo. Ecco il servizio. Allora, siamo qua per dare qualche aggiornamento sul rapimento del minore, il quale è stato trovato ieri sera, in serata, dalla polizia rumena in uno snodo ferroviario ai confini con l'Ungheria. La fuga di Bogdan Irstash con il piccolo David, suo figlio, che martedì scorso aveva strappato dalle braccia della madre in quartiere San Lazzaro a Padova, si è conclusa al confine tra Romania e Ungheria, a Curtici. Al controllo documenti, la polizia frontaliera ha riscontrato che c'era una segnalazione per la scomparsa del bambino. Sono scattati quindi gli accertamenti. Il piccolo David è stato affidato all'autorità giudiziaria, mentre il padre non è stato arrestato ed è libero. Non è stato di fermo, sicuramente non è stato di fermo, quindi quello non lo possiamo dire. La sua posizione è ancora da valutare. L'uomo si era anche fotografato con il figlio poco prima di essere fermato e aveva postato tutto sui social network. La loro fuga era cominciata martedì scorso, quando il padre, insieme ad altri 3 complici, ancora da identificare, aveva sottratto il bimbo alla madre. Da qui la fuga con un furgone nero, un Mercedes Vito con una targa straniera, che viene catturato da un occhio elettronico. Il mezzo, poi, era stato ritrovato nella periferia di Limena, abbandonato. La scorsa notte l'ultimo eclatante sviluppo che ha portato al ritrovamento del bambino, in attesa che possa riabbracciare sua mamma. E proprio con la mamma hanno parlato i nostri giornalisti. Sentite che cosa ci ha detto. Facciamo passare. È riuscita a parlare con suo figlio? Sì. Come sta? Speriamo che bene. Tu come stai? Anch'io Meglio? un po' meglio, sì. Tornerà a casa? Speriamo che ritorni insieme, sì. Sei positiva? Un po'. Sei preoccupata? Vuoi dire qualcosa, Bogdan? Bogdan, posso fare qualche cosa? Dove? Dai, lasciatela che è ancora scioccata, dai, lasciatela stare. Nascosta dietro a grandi occhiali neri e col volto coperto dalla mascherina, Alexandra, la mamma del piccolo Davide di 5 anni, esce dalla caserma dei Carabinieri di Padova. È riuscita finalmente a parlare con il suo piccolo, ritrovato con il padre al confine ferroviario tra Ungheria e Romania. È tanto felice. Speriamo che ritorno e facciamo un video insieme. Alessandra, togliti un secondo la mascherina, un secondo solo, dai, ti faccio una foto. Abbassi la mascherina un secondo. La macchina. È provata da questi giorni, poca voglia di parlare. Dopo martedì, quando il suo ex compagno le ha sottratto suo figlio, niente è stato più come prima. Vuole tornare a casa velocemente, sperando di poterlo riabbracciare al più presto, ora che lui è in Romania, in una struttura protetta. Accompagnata dai familiari, sale in macchina con il cuore ora gonfio di speranza. Grazie per voi, grazie per tutto. Queste erano le prime parole della mamma del bambino rapito. Adesso, a questo punto, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi però state con noi perché torniamo fra pochissimo, parliamo di Vajont, poi parliamo anche di meteo e di tanta cronaca, perché oggi è una giornata davvero piena. State con noi.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Oggi, l'abbiamo detto in apertura, 9 ottobre del 63 c'è stato il disastro del Vajont. Sono in corso le celebrazioni per rinverdire ancora una volta la memoria di quel che è accaduto quel giorno. Noi abbiamo qui in diretta con noi in collegamento Kevin Considine, che è il vice sindaco di Vajont, che sta partecipando proprio, lo vediamo a Pirago, quello alle sue spalle è quel che resta del campanile, famoso campanile di questo paese, rimasto miracolosamente in piedi. Buongiorno Kevin, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, intanto spieghiamo per i nostri telespettatori che cos'è Vajont, che cos'è il paese di Vajont, perché è una località, è un comune che non è in Veneto, è in Friuli Venezia Giulia, quindi è probabile che non tutti conoscano l'esistenza di questo comune, che è comunque strettamente legato ai fatti del Vajont. Beh, il comune di Vajont è tra l'altro il comune più piccolo come superficie del Friuli Venezia Giulia ed è il sito della ricostruzione post-disastro per la comunità erto-cassanese. Si è deciso di ricostruire non in loco, quindi in Val Vajont, ma a circa 50 km di distanza verso il fondovalle, quindi in pianura, subito fuori dalla pedemontana. Quindi comunque il nesso, la connessione fra il vostro comune e le celebrazioni e i fatti, la memoria del Vajont è sempre molto forte. Prova ne sia che insomma partecipate attivamente a tutte quelle che sono le ricorrenze, le celebrazioni. Che cosa è stato fatto questa mattina nella zona di Longarone? Beh, diciamo che la giornata del 9 ottobre è dedicata soprattutto alle messe in suffragio, che è l'elemento fondamentale che si tiene in tutte le comunità colpite. Quindi generalmente le varie amministrazioni cercano di partecipare con le prime messe della mattina a Erto e a Casso alle 9, poi la messa a Codissago alle 10, un incontro qua a Pirago a mezzogiorno, per poi passare alle messe nel cimitero monumentale di Fortogna, che è quella che spesso viene considerata collettiva di tutta la comunità. La giornata si chiude con una messa a Vajont alle 7 di sera e poi una fiaccolata sia in Val Vajont che a Longarone. Ci sono una serie di altre messe in suffragio in altre frazioni o comuni colpiti. Diciamo che queste sono un po' quelle a cui abbiamo partecipato noi come amministrazione di Vajont. Ecco, una domanda che va un po' più magari sul personale. Lei insomma è una persona piuttosto giovane, ma sappiamo che è anche piuttosto informata sui fatti del Vajont. Come si fa oggi a fare memoria di quel che è accaduto quel giorno? Sì, diciamo che l'età è un aspetto. E poi c'è anche l'aspetto che riguarda il fatto che alcuni di noi hanno magari genitori o nonni che ci hanno potuto trasmettere direttamente la memoria del Vajont. In altri casi invece questa fortuna non c'è, per cui si deve fare un lavoro di comunità per condividere fra le varie generazioni, con molto anche rispetto delle singole esperienze, la conoscenza degli avvenimenti, sia del disastro ma anche di tutta quella vita che esisteva prima e che il disastro ha parzialmente interrotto. Tra l'altro stiamo vedendo proprio alcune immagini che il nostro regista Fabio Verin sta mandando di alcune di Longarone prima del disastro, perché c'è molto materiale su Longarone, però sappiamo che proprio Vajont è possiamo chiamarlo capofila di un progetto molto importante che è diventato attivo proprio solo pochi giorni fa, un progetto che si intitola Le vie della memoria, di cui possiamo già far vedere una schermata perché il sito è già attivo. Ce ne parli, perché è una cosa decisamente innovativa, molto interessante. Come dicevo, Vajont è stato costruito a 50 km di distanza dalla Valle del Vajont. Una delle scelte che è stata fatta all'epoca riguardava l'intitolazione delle vie. Tutte o quasi le vie nel comune di Vajont prendono i nomi delle località di Erto o di Casso. Si è deciso quindi da 2 anni a questa parte, grazie a un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia sulla legge Vajont promulgata nel 2019, di fare un lavoro di ricerca, creare un gruppo di lavoro in cui
praticamente partecipano soprattutto ragazzi tra i 30 e massimo 40 anni, che vanno a intervistare invece i superstiti, i sopravvissuti o chi ha vissuto in Val Vajont prima del disastro, raccolgono testimonianze orali ma anche materiale fotografico documentale. Tutta questa opera di raccolta di materiale di interviste viene ospitata sul sito che state mostrando adesso. L'idea con la messa online di ieri è di intanto iniziare con la prima, il primo materiale raccolto, ma che questo progetto prosegua negli anni e venga espanso sia dal punto di vista temporale ma anche per quanto riguarda il territorio. Diciamo che è una formula che potrebbe applicarsi sia per il Vajont ma per tutte quelle situazioni dove c'è stata una grande trasformazione del territorio dovuta a disastri o ambientali o anche naturali. Noi stiamo vedendo assieme ai nostri telespettatori, mentre lei ci parla di questo progetto, alcune foto dall'archivio storico. Stiamo vedendo foto che riguardano addirittura il 59 con gli anni 50. Sono foto veramente bellissime, un lavoro non solo antropologico, etnologico, ma anche bibliografico, una raccolta di foto e documenti veramente interessanti. Vediamo addirittura le foto in bianco e nero dei bar attivi, cioè ci ricordano una vita che è stata completamente stravolta dal disastro del Vajont. Vediamo una foto del famoso Tiresco Peton addirittura con gli artani vestiti con i loro vestiti caratteristici. Ma la domanda è questa: dove si può arrivare con uno strumento del genere? Qual è il punto di caduta secondo lei? Diciamo che entra in gioco appunto questo aspetto intergenerazionale, perché per esempio nel caso delle fotografie sono documenti che possono anche rimanere nel tempo, ma se non esiste qualcuno che ci spieghi cosa c'è all'interno della foto, diciamo che si perde un aspetto importante del contenuto. Ovviamente, ripeto, chi ha avuto i nonni, i genitori che hanno vissuto quel periodo pre e durante il disastro possono trasmettere, diciamo, alle nuove generazioni anche personalmente i ricordi e le conoscenze. C'è tutto un mondo invece che si rischia di trovare di fronte delle fotografie e di non riuscire ad apprezzare effettivamente i contenuti di questo materiale. È per questo che è stato fondamentale la scelta di collegare l'aspetto, diciamo, della documentazione fotografica con delle interviste che hanno permesso alle persone di raccontare, come un po' come se i nonni raccontassero ai nipoti, tutti gli aspetti che riguardano le fotografie ma che riguardano anche la vita in generale di lassù. Quindi diciamo che abbiamo questa collezione di voci che ci permetterà da qua al futuro di andare a ripescare le conoscenze delle persone. Decisamente diciamo che è una delle cose più innovative che si sono viste sul Vajont negli ultimi anni. Il sito è leviedelamemoria.it, quindi chi vuole farsi un giro appunto sulle vie della memoria non deve fare altro che collegarsi e cliccare. Allora ringraziamo Kevin Considine, vice sindaco di Vajont, lo lasciamo libero perché sappiamo che sono tante le celebrazioni, le iniziative, non solo tante dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista del coinvolgimento, quindi lo liberiamo, lo ringraziamo e lo invitiamo a partecipare ancora al nostro Focus TG per raccontarci eventualmente altre novità, altri approfondimenti su questo tema, quello del Vajont, che non deve essere trattato solo il 9 ottobre di ogni anno. Insomma, la memoria è un fiore che va coltivato ogni giorno. Grazie. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, questo era un po' un focus sul Vajont, un modo diverso di vedere da un altro punto di vista. Adesso mentre salutiamo il nostro ospite, chiamiamo, come sempre qui si fa tutto espresso, possiamo dire, Nicolas Faronato a parlarci di meteo, perché naturalmente i temi sono molti, si rincorrono, si incalzano. Ringraziamo come sempre Fabio Verin per la regia che ci rincorre in queste scorribande fra notizie, interviste, approfondimenti. Quindi questo era il tema di giornata del Vajont. Vi invitiamo questa sera alle 21:15 a seguire il nostro documentario di Rete Veneta, che andrà in onda per approfondire ulteriormente, vedere altre immagini d'epoca su questa iniziativa
veramente importante. Allora, adesso andiamo da Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Nicolas, abbiamo giusto qualche minuto per parlare del tempo che ha fatto finora, perché è stata una settimana decisamente complicata per il Veneto, ma soprattutto per il tempo che farà. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti gli amici di Rete Veneta che ci guardano e ascoltano. Sì, diciamo che siamo reduci, passatemi il termine, da una settimana abbastanza turbolenta, ma soprattutto da una settimana che ha segnato definitivamente il cambio stagionale, appunto da valori tardo estivi che avevamo fino ad inizio di questa settimana, anche intorno ai 26-27 gradi, alla giornata di oggi dove a mezzogiorno con pieno sole facciamo fatica ad arrivare ai 18-20 gradi, quindi un netto cambio di rotta e possiamo dire che finalmente l'autunno è arrivato, insomma. Nicolas, sappiamo che aspettavi con ansia l'autunno, aspetti con maggiore ansia l'inverno, lo sappiamo dalle tue frequentazioni sulla neve che arriverà. È previsto un passaggio di una qualche corrente fredda seria nell'immediato futuro? Ma guarda, diciamo che già da questa notte e poi probabilmente per oggi e anche per domani domenica saremo sotto effetto di correnti orientali, quindi di aria fredda per il periodo di origine appunto continentale, quindi da est, che lambirà un po' tutto quanto il nord-est, tutte le zone adriatiche italiane. Il cambiamento si è sentito nettamente questa notte perché complici anche i cieli sereni, su molte zone siamo scesi anche sotto ai 10 gradi. Probabilmente nelle prossime notti, se così fosse, quindi con cieli sereni e calma di vento, potremo addirittura ulteriormente scendere e avvicinarci anche a valore di 4-5 gradi in aperta campagna, quindi insomma valori decisamente freschi, se non freddi per il periodo, ma che il nostro corpo percepisce maggiormente, anche perché appunto, come accennavo prima, siamo veramente passati nel giro di 5-6 giorni ad avere 26-27 gradi di massimo durante il giorno, ad averne poi 4-5-6 durante le ore più fredde di notte all'alba, quindi ovviamente il fisico ne risente. Anche per l'inizio della prossima settimana, ti anticipo Ferdinando, probabilmente il tempo partirà bene, avremo sempre correnti fresche da est-nord-est e forse tra martedì e mercoledì avremo un leggero passaggio nuvoloso, anche se al momento c'è ancora molta confusione, insomma i modelli vedono qualche piovasco, altri vedono solo nuvolaglia, quindi è ancora presto per spingerci in là. Comunque anche la prossima settimana, almeno fino a giovedì-venerdì, dovrebbe passare sotto l'insegna di correnti fresche prima da est, poi da nord-nord-est e quindi comunque con temperature leggermente sotto le medie del periodo. Possiamo pensare, ipotizzare un calo del limite della neve attorno ai 2000-2500 metri o è ancora troppo presto? Ma guarda, se all'inizio della prossima settimana effettivamente i modelli iniziano ad inquadrare questo debole peggioramento che già alcuni vedono, diciamo che la quota neve potrebbe abbassarsi anche ulteriormente alla quota che citavi, anche forse sotto ai 2000 metri, insomma, quindi anche le nostre vette prealpine sopra i 1600-1800 metri potrebbero vedere le prime spruzzate di neve, oltre a quelle che già ci sono state in altopiano di Asiago tra giovedì e venerdì. Allora Nicolas, prima di lasciarti andare, un'ultima domanda proprio al volo, qualche secondo per dire che cos'è successo questa settimana, quel passaggio violentissimo di maltempo che ha causato allagamenti, 120 pari addirittura a 150 mm di pioggia in poche ore. Sì, lì purtroppo abbiamo avuto, nella zona di Abano Terme, il Bignasego, Montegrotto, insomma chi segue Rete Veneta sono stati fatti ampi servizi a proposito. Niente, c'è stato questo temporale che grazie alla convergenza di venti che è stazionata lì per ore e appunto queste correnti favorevoli che comunque favorivano l'autorigenerazione di questo sistema temporalesco ha fatto sì che in quella zona ristretta, perché possiamo dire che stiamo parlando di circa un 10-15 km, sia appunto scesa tantissima pioggia. La pioggia, pensate, di circa 40 giorni in neanche 2 ore di tempo, quindi gli allagamenti purtroppo ahimè sono stati molti, in alcuni casi anche gravi, con acqua anche dentro a case e negozi. Ho visto i servizi vostri, quindi i danni purtroppo per alcuni sono stati veramente tanti e c'è anche da dire che purtroppo negli ultimi anni viviamo spesso, o meglio non spesso ma frequente, questo tipo di
sistemi temporaleschi e questo tipo di precipitazioni. Purtroppo non occorre altro che fare dell'autoprotezione e ovviamente sperare che comunque chi di competenza, che sia l'amministrazione o che siano ditte esterne, puliscano il più possibile fossi, fossati e tombini, perché purtroppo poi l'acqua, lo sappiamo, va a riversarsi in queste condutture fognarie, ma se purtroppo sono mal pulite, mal conce, poi purtroppo la stagione è quella che è, si sa che gli alberi perdono le foglie e tutto, diciamo che la situazione risulta difficile appunto da controllare e poi va a finire che si creano questo tipo di disagi e situazione. Raccogliamo volentieri questo invito, lo passiamo agli amministratori locali. Nicolas, intanto grazie per questo collegamento. Vedremo sabato prossimo se parleremo di neve caduta sulle cime, ovviamente se farà qualche fioco siamo certi che voi della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa andrete a vederlo da vicino e noi approfitteremo della vostra cortesia, delle vostre informazioni come sempre. Intanto grazie per questo collegamento, buon fine settimana. Grazie Ferdinando, buon weekend a tutti quanti. Torniamo in studio, ringraziamo Nicolas Faronato di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, però state con noi perché torniamo, vediamo subito una fiera in periodo di pandemia. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato della ricorrenza del Vajont. Vi ricordiamo che questa sera alle 21:15 andrà in onda un documentario proprio di Rete Veneta sul disastro del 9 ottobre del 63. Abbiamo parlato di meteo con il nostro amico Nicolas Faronato. Adesso andiamo a Bassano del Grappa per vedere una fiera. Chiamarla sagra è un po' riduttivo perché questa è una delle fiere del Veneto che affondano le proprie radici nell'antichità, nel passato, ed è una fiera che riparte dopo le difficoltà del coronavirus, dopo il lockdown, dopo tutto quello che abbiamo vissuto. È un po' un paradigma, un esempio, una metafora, se vogliamo chiamarla così, della vita che ricomincia non solo dal lavoro, non solo dalla fatica, non solo dalla produzione, dal PIL, da quello che volete, ma ricomincia anche dal tempo libero e dal divertimento. Per noi sul posto c'è Erinda Chitezza con Renzo Rigon che ci racconta come si fa una fiera in tempo di Covid. Buongiorno Erinda. Buongiorno Ferdinando, buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Siamo nel cuore pulsante della città e è partita appunto la fiera d'autunno con temperature quasi primaverili e quindi diciamo che il meteo è stato molto clemente quest'anno con la fiera. Bassano presa d'assalto, commercianti e bancarelle provenienti diciamo da tutte le parti d'Italia, prodotti autoctoni ma anche prodotti internazionali, perché ricordiamo che c'è anche uno stand della città francese di Voiron che è gemellata con Bassano. Aria di ripartenza, aria di comunità, le persone sono molto ottimiste, i commercianti da una parte c'è chi dice è partito un po' a rilento, ma dall'altra invece c'è tantissima voglia di cominciare. L'importante è cominciare e le somme verranno tratte a fine di questa fiera che durerà fino a domani. Erinda, allora ci ricordiamo anche che Bassano ha un gemellaggio con la città tedesca di Mühlacker che tradizionalmente organizza un punto di incontro per i bassanesi, e sappiamo però che quest'anno è andato in modo un po' diverso perché a causa del Covid non tutti i collegamenti sono stati organizzati a causa proprio delle difficoltà. Erinda, allora dicevamo fino a domani sera c'è la fiera a Bassano, ci par di vedere che alle tue spalle insomma un bel po' di gente si stia muovendo. Allora ci risulta varchi all'ingresso, Green Pass obbligatorio con un campione, diciamo, controlli a campione da parte delle forze dell'ordine, mascherine sempre sul volto. Come sta andando da questo punto di vista? Ecco, hai detto bene, oggi ci sono presenziati 3 varchi e domani saranno presenziati 4.
e sta andando, c'è un mix, perché ci sono alcune persone che dicono ma come siamo all'aperto e dobbiamo avere l'obbligo di Green Pass. L'obbligo di Green Pass c'è perché c'è molta affluenza, si aspetta molta affluenza di persone, pertanto non si potrà mantenere il distanziamento. Come puoi vedere anche io porto la mascherina e tutti stiamo portando, ci sono anche dei casi eccezionali, però le persone sono molto rispettose, intervengono qui alla sicurezza anche vigili del fuoco, protezione civile, e c'è anche un'azienda di sicurezza esterna che è stata arruolata per la sicurezza. Quindi Green Pass, mascherina e distanziamento, almeno fino a domani. Allora Erinda, intanto molto interessanti questi dettagli, perché sappiamo che d'ora in poi, almeno fino alla fine dell'emergenza coronavirus, si svolgeranno così gran parte, tutte le manifestazioni del Veneto. Sappiamo che è partita anche una parte con le giostre, c'è un Luna Park, che anche questa è un po' una novità, perché molti giostrai, molti attrazionisti, scusate il termine un po' più esatto, hanno ricominciato a lavorare, a vivere grazie al ritorno delle fiere. Tu hai già avuto modo di parlare con qualcuno di loro? Sì, io ho avuto modo di parlare oggi alla fiera sia con i commercianti e le persone, come ti dicevo prima, infatti i commercianti sono molto felici e ottimisti per vedere così tante persone che hanno voglia di ritornare a comprare, a consumare e a spendere e anche a provare, perché ricordiamo che sia le fiere ma anche le giostre, come hai tu prima accennato, creano il senso di comunità, il senso di appartenenza, due sensazioni che sono venute a mancare moltissime durante la pandemia. E anche i giostrai che abbiamo sentito ieri e che andremo a sentire anche più tardi dopo la diretta sono positivi. Ovviamente le somme verranno tratte come sempre a fine settimana, però sono positivi di partire, devono partire da qualche parte, e questa è una buona occasione e il tempo reggerà, e pertanto si aspetta che tante persone e famiglie vadano sia alle giostre ma sia che vengano alla fiera. Questo dettaglio delle famiglie che tu hai citato ora lo stiamo vedendo decisamente dal numero molto alto di bambini con i genitori che si muovono in centro, quindi stiamo vedendo, in questo caso è Bassano, ma potrebbe essere qualsiasi altra città del Veneto, che riparte dalle proprie tradizioni, dalle proprie radici, che riparte dal centro storico, dalle bancarelle, dai portici, dal piccolo commercio e come dicevamo anche noi nei nostri servizi, un lungo viaggio parte o riparte comunque dalla porta di casa. Vedere questa situazione è un buon segnale per il futuro. Abbiamo visto nei giorni scorsi con la Fiera Franca, la Fiera del Bestiame, che invece è partita un po' più a rilento proprio a Bassano, però da qualche parte bisogna pur partire. Allora Erinda, intanto grazie per questo collegamento, ringraziamo te e Renzo Rigon per le immagini, vi lasciamo andare perché sappiamo che ci sono tante interviste da fare, tante opinioni da raccogliere, come sempre tutto quanto lo vedremo nel nostro TG Bassano di questa sera. Grazie. Torniamo in studio. Allora, questa era una vista di una Bassano un po' diversa da come la si è vista ultimamente. Tanta gente, tante bancarelle, tanta voglia di ripartire, di ricominciare, si diceva di ricominciare da quello che si conosce meglio, ovvero quello che si ha sotto casa. Vedremo poi alla fine del weekend come sarà andata, tireremo le somme, cercheremo di capire. Adesso da collegamento a collegamento, a questo punto, visto che la vediamo già entrare con il nostro collegamento Skype, andiamo da Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora noi abbiamo, Chiara, ti interrompo al volo perché abbiamo un minuto prima della pubblicità, quindi ci spieghi dove sei, ci racconti le prime cose più importanti, poi facciamo una breve pausa pubblicitaria e torniamo da te. Dove siamo di bello?
Allora, siamo con lo sfondo di Villa Obizzi nel comune di Albignasico perché il sindaco neoeletto Filippo Giacinti al secondo mandato, un sindaco che peraltro ha vinto con l'80% delle preferenze, ha appena presentato la sua giunta, di cui, se mi permetti, vi parlerei dopo, insomma, perché vi do alcuni aggiornamenti. Notizie le più importanti dal territorio sono sicuramente gli sviluppi che continuano sul rapimento, per fortuna risolto, del bambino di 5 anni, David, che è stato ritrovato in Romania dalla polizia di frontiera. Era con il papà su un treno. Ieri la mamma è corsa proprio in Romania, letteralmente corsa, per poterlo riabbracciare. E poi una giornata molto importante, quella di domani, per tutta la città di Padova, perché inizia il cammino ufficiale da rettore del nuovo rettore del Santo, padre Antonio Rammina. Detto questo, noi ringraziamo Chiara Gaiani, la invitiamo a restare qui con noi per parlare poi della nuova giunta di Albignasico. Stanno arrivando tutte le nuove squadre di governo delle città venete che sono andate al voto. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. La nostra carrellata di collegamenti con i nostri giornalisti, con i nostri colleghi prosegue con Chiara Gaiani che con Cristian Roque Allende è a Albignasico, in provincia di Padova, per la costituzione, la creazione della nuova giunta del sindaco. Chiara, raccontaci. Buongiorno, ribuongiorno Ferdinando e ribuongiorno anche ai telespettatori. Ecco, vi do però prima una nota di colore perché siamo in questo parco davvero bellissimo e siamo in piena atmosfera autunnale con tutte le foglioline che stanno cadendo dagli alberi. Direi che oggi è davvero la prima giornata d'autunno, insomma abbiamo avuto un ottobre caldissimo e oggi, insomma, dopo i giorni di pioggia, bel sole, però insomma fresco e venticello. Scusate questa nota di colore. Ci stava Chiara. Appunto nella sede, diciamo, ufficiale del comune di Albignasico, Villa Obizzi. Il sindaco Filippo Giacinti ha concluso da poco la comunicazione e la costituzione della nuova giunta. Sono 5 le persone che affiancheranno nell'azione amministrativa all'interno della giunta il sindaco che, l'ho ricordato prima, ha vinto con l'80% delle preferenze dei cittadini votanti nell'ambito di un'amministrazione che ha visto, oltre a un movimento molto forte, quello legato appunto al sindaco Giacinti, tutto il centrodestra convergere sulla lista che portava come sindaco appunto Giacinti. Tra questi segnalo il ritorno nell'amministrazione di Massimiliano Barison, che è stato sindaco di Albignasico per 10 anni, consigliere e anche assessore in regione. All'interno 3 uomini e 2 donne, anche un volto nuovo, riconfermato il vice sindaco. Il sindaco ci ha tenuto anche a sottolineare l'importanza dei ruoli di consiglieri delegati che sono stati affidati a 4 persone, tra cui un consigliere delegato avrà proprio l'incarico, oltre che alla protezione civile, anche quello di seguire tutta la partita del risarcimento danni, perché Albignasico, come Abano, come per esempio anche 2 Carrare, sono stati dei comuni duramente colpiti dal violento nubifragio di giovedì scorso, quando appunto i cittadini si sono visti invadere le proprie abitazioni da un fiume d'acqua. E ieri il presidente della regione, il nubifragio di mercoledì, perdonatemi, il presidente della regione Luca Zaia ha riconosciuto lo stato di calamità naturale, quindi si apre una partita importante. I cittadini avranno un volto diretto a cui potersi rivolgere per anche avere assistenza su tutte le pratiche che sono da compiere per chiedere i risarcimenti. Albignasico ha già presentato la sua giunta, ieri lo ha fatto Cittadella. Tra i comuni oltre 15.000 abitanti al ballottaggio in provincia di Padova ci sarà solo Este. Matteo Paiola, che sfida
il sindaco uscente Roberta Gallana parte da un gap molto sostanzioso. Roberta Gallana ha ottenuto quasi il doppio dei voti rispetto a Matteo Paiolo. Sarà una sfida davvero interessante quella che si annuncia domenica e lunedì prossimo a Est. Ricordiamo tra l'altro che queste sono le ultime ore per decidere eventuali apparentamenti, anche se magari tu mi conforti, visto che sei cittadino proprio di Este, Ferdinando, pare insomma che di apparentamenti non ce ne saranno né per l'una né per l'altra lista. Informazioni che avremo, immagino, nelle prossime ore. Tutto può succedere quando si parla della politica. Chiara, allora intanto abbiamo chiuso, mi pare, il capitolo della giunta di Albignasego, quindi certo. Buon lavoro a questa giunta, come buon lavoro va naturalmente a tutti i nuovi sindaci, a tutti i consigli comunali, a tutte le giunte che si sono insediate, che si insedieranno da qui a breve. Sappiamo però che a Padova non ci sono solo nuove giunte, c'è anche qualcos'altro di nuovo. Sì, infatti domani è una giornata molto importante, perché l'8 settembre era arrivata la comunicazione ufficiale da Papa Francesco, che aveva scelto in una terna di 3 nomi inviati dal capitolo provinciale dell'Ordine dei Frati Minori, 3 nomi come futuri rettori della Basilica del Santo. È stato scelto padre Antonio Ramina. Domani alle 11 la diretta su Rete Veneta, la solenne celebrazione di insediamento di padre Antonio Ramina, che diventa quindi in modo ufficiale il nuovo rettore della Basilica del Santo, il custode della memoria di Antonio. È davvero un ruolo particolarmente forte quello di rettore della Basilica del Santo, è un po' il volto che accompagna Sant'Antonio. Sappiamo quanta devozione, quanto amore ci sia nei confronti di questo santo, non solo a Padova ma in tutto il mondo. Lo accompagna proprio sulle strade del mondo e ci confidava anche che il desiderio di tutta la comunità dei frati è proprio quello di farlo ritornare, Antonio, sulle strade del mondo. È stato un po' chiuso anche lui con la pandemia, insomma ci abbiamo pensato un po' anche noi come televisione a portarlo nelle case, no, di tutti, di questa devozione. Adesso proprio Antonio era un missionario, del resto ha camminato davvero tanto, anche se la sua vita è stata corta, e il desiderio è quello di tornare sulle strade del mondo. Allora, su questo fil rouge della nostra informazione di oggi, perché stiamo parlando di ripartenza, stiamo parlando di strade, stiamo parlando di le città che ripartono dalla porta di casa, dalle proprie tradizioni, stiamo parlando delle vie della memoria del Vajont, stiamo parlando del santo che riparte. Noi lanciamo il nostro prossimo servizio che riguarda appunto il cambio della guardia al santo. Credo che il luogo a cui sono più affezionato sia certamente il luogo dove è custodito il corpo di Antonio, non solo perché c'è lui, ma perché si sente anche il respiro vivo di tante persone che lì sono passate, che hanno toccato e che quindi hanno consegnato a lui tante intercessioni di preghiera. Erano queste alcune tra le prime parole affidate ai nostri microfoni da padre Antonio Ramina all'indomani della scelta di Papa Francesco, che fra i 3 nomi proposti dal capitolo provinciale dei frati minori conventuali aveva scelto proprio lui come nuovo rettore della Basilica di Sant'Antonio di Padova. Domenica 10 ottobre il suo cammino inizia in modo solenne con la professione di fede e giuramento di fedeltà secondo il rito liturgico previsto durante la messa delle 11 presieduta dal delegato pontificio Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin, che sarà trasmessa in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. 51 anni, nato a Vicenza, padre Antonio Ramina succede nell'incarico di rettore e custode della memoria e della devozione di Antonio a padre Oliviero Svanera. Domani quindi diretta dal Santo, una diretta molto particolare, molto interessante. Noi ripassiamo la linea, ma solo per un saluto a Chiara Gaiani e a Cristiana Rocchi Allende. Grazie per questo collegamento, per queste informazioni, per la composizione della lista di Albignasego. Abbiamo ancora pochi minuti nel Focus TG, però se ci saranno altre informazioni, notizie importanti da Padova, non esitate a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Sarà fatto, grazie, buon lavoro a voi. Noi torniamo in studio adesso, fra pochi istanti saremo in grado di collegarci con Vicenza per l'ultimo dei nostri collegamenti quotidiani con le redazioni. In attesa di Vicenza però siamo già in grado al volo
scusate, ci scriviamo con i nostri colleghi, perché così possono entrare e raccontarci che cosa accade nei loro territori di competenza. Quindi da Albignasego, da Padova, finiamo il giro dei collegamenti con Vicenza. C'è la nostra Gabriella Basso, che vediamo già pronta in centro storico a Vicenza. Buongiorno Gabriella, che cosa succede oggi a Vicenza? Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Oggi la città, siamo qui in pieno centro, super viva. Dopo giorni di pioggia la città si è rianimata, tantissima gente in centro, come in periodo pre-Covid possiamo dire, tantissima gente senza mascherina, ovviamente perché è all'aperto, anche se poi magari seduti ai tavoli dei locali a bere l'aperitivo, la mascherina c'è ovviamente, però c'è veramente tantissima gente, un ritorno alla normalità possiamo definirlo, questo per quanto riguarda Vicenza. Molto bene Gabriella, e la differenza spicca immediatamente. Noi abbiamo fatto un collegamento pochi minuti fa con Bassano, dove c'è una manifestazione in corso, una fiera in pieno centro storico, varchi per entrare, mascherine sempre addosso, Green Pass obbligatorio non da esibire, basta dire sì ce l'ho, poi arrivano i controlli a campione, chi non ce l'ha magari può passare dei guai. Quindi abbiamo visto due situazioni molto, molto diverse. Per quanto riguarda la cronaca, abbiamo già qualche novità dall'area iberica? Ma guarda, abbiamo varie notiziole di cronaca che arrivano un po' dalla città, un po' dalla provincia, sono notiziole un po' che riguardano il rintraccio di persone che devono scontare delle pene, persone che hanno magari compiuto un furto e sono state rintracciate e quindi denunciate, diciamo un po' di cronaca spicciola, possiamo definirla così, e però per quanto riguarda il resto del territorio sono giorni abbastanza di tranquillità anche da questo punto di vista. Nel telegiornale però parleremo della nuova stazione, chiamiamola così, della polizia locale in Campo Marzo. Ormai siamo addirittura d'arrivo, abbiamo fatto anche le immagini, insomma è tutto messo a nuovo, ci sono le telecamere, stanno solo aspettando proprio veramente gli ultimi ritocchi e fra un paio di settimane sarà effettivamente operativa, anche se, come ci spiegava anche il delegato alla sicurezza Nicolò Anaclerio del Comune di Vicenza, molto dello spaccio proprio per la forte presenza e persistenza dell'attività della polizia locale e delle altre forze dell'ordine in Campo Marzo ha fatto sì purtroppo che gli spacciatori e consumatori si siano un po' spostati anche nelle vie attorno a Campo Marzo e anche un po' più in là, ma che saranno comunque monitorate attentamente. Gabriella, sappiamo che mancano pochi giorni all'obbligatorietà del Green Pass sul luogo di lavoro, è tema che noi trattiamo ogni giorno nei nostri telegiornali, ma facciamo un rapido riassunto della reazione vicentina iberica a questa novità. Ma allora guarda, possiamo dare due tagli a questa situazione. Da un lato abbiamo il sindacato che ha già portato anche una lettera al prefetto in cui stigmatizza questo Green Pass, questa obbligatorietà come quasi uno strumento di lotta dello stesso lavoratore, e cioè la possibilità di utilizzarlo poi proprio per stare a casa e quindi magari inficiare, il non averlo intendo ovviamente, inficiare poi il lavoro e ridurre la produttività dell'attività. Tra l'altro sono tantissimi gli imprenditori a riguardo che sono molto preoccupati di questa situazione, del rischio proprio che il lavoratore lo usi come strumento di lotta e quindi che magari, non dico intere riparti, ma ci siano dei settori che abbiano difficoltà poi a lavorare, a produrre, e per questo c'è anche da parte del Presidente Luca Zaia l'invito alla possibilità degli imprenditori di usare i test salivari. Questo è una cosa. Poi abbiamo sentito proprio oggi i vicentini sul fatto che lunedì c'è anche lo sciopero generale legato proprio poi all'obbligatorietà del Green Pass che entrerà in vigore il 15 di ottobre. E molta gente, la gente che noi abbiamo sentito, dice sì, benissimo, il diritto di sciopero per carità non si può negare ed è giusto che ci sia, però tutti sono molto contrari al fatto che non si usi e non sia obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro, perché è uno strumento che consente oggi di vedere una città come Vicenza ricca di persone, con i tavolini dei bar pieni di gente, con i locali che stanno lavorando, quindi dicono diventa quasi una cosa, dall'ideologia diventa quasi una forma proprio di attacco invece al sistema.
Gabriella, allora abbiamo visto cronaca e anche attualità, come sempre nei nostri telegiornali si sommano le vicende a stretto raggio e quelle a più ampio respiro, perché un territorio si può raccontare solo ed esclusivamente così. Gabriella, noi ti ringraziamo per questo collegamento, diamo appuntamento. Dici, c'è una postilla? No, volevo solo dare una cosa importante, perché certo. è una cosa che tutti poi i vicentini non solo amano. Oggi è stata data ufficialmente la cittadinanza onoraria agli alpini del 9° battaglione, quindi anche questo è stato un momento importante per la città, era pieno di penne nere che circolavano. Quindi ancora una volta si rinnova questa lunga storia d'amore fra il Veneto e gli alpini. Abbiamo visto solo pochi giorni fa Bassano, oggi Vicenza, e lo vedremo di sicuro nel TG Vicenza di questa sera, al quale invitiamo tutti i telespettatori per tutte le notizie di cui abbiamo parlato finora e quello che accadrà oggi. Grazie Gabriella, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Noi torniamo in studio, chiudiamo questa nostra informazione con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che sono dati davvero importanti e interessanti, perché a fronte di 350 nuove positività riscontrate con i tamponi nella giornata di ieri, sono, lasciatecelo dire, solo è la parola esatta, 9.478 i positivi. Eravamo sopra quota 13.000 solo qualche giorno fa e adesso siamo sotto quota 10.000, ed è molto importante perché vuol dire che la pressione del coronavirus sta calando in modo deciso. Naturalmente sono 472.000 i positivi dall'inizio dell'emergenza, 11.790 purtroppo le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Ma scendiamo nella tabella dedicata alla sanità, perché ci può far capire molto bene dove stiamo andando con questa spallata dell'emergenza coronavirus. Sono 199, si è scesi sotto quota 200 i ricoverati, di cui 152 ancora positivi, sono solo 38, anche qui dati importantissimi, le persone in terapia intensiva, di cui 31 positive, numeri che calano vistosamente, -2, -8 per quanto riguarda la terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare anche 3 decessi. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus. Cala la pressione, ma bisogna sempre portare attenzione per quelle che sono le nostre faccende quotidiane: mascherine quando bisogna, distanziamento, igienizzazione, chi vuole si faccia il vaccino. Quindi tutte queste cose che vanno fatte, lo dicono le autorità, lo dicono le istituzioni, lo dicono i medici, non lo diciamo certo noi riportiamo quello che si dice dove un po' si decide in cabina di regia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verini in regia e tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare a casa vostra le notizie in questa edizione del Focus TG. Vi invitiamo questa sera alle 21:15 a vedere qui su Rete Veneta, canale 18, il documentario sul Vajont, e vi auguriamo un buon pomeriggio.